Manifestazione anti-inciucio che molti italiani hanno apprezzato perché si è stanchi di vedere cambiamenti di casacca, si parla di vincolo di mandato che ancora non c'è, però Salvini e Berlusconi non hanno preso parte. Non è, diciamo, non dico un affronto, ma insomma un atteggiamento piuttosto offensivo, no? Per coloro che dicono non faremo l'inciucio a parole. Allora, non lo è verso di me, lo è secondo me verso gli italiani. Il fatto di ritenere che questa manifestazione non avesse una priorità in questa campagna elettorale a me francamente fa riflettere. L'Italia, governata dai governi fantoccio, tenuti in piedi con maggioranze di trasformisti di Voltagabbana, di gente che era stata eletta per fare una cosa e che poi si è ritrovata a fare l'esatto opposto, è questa. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare è garantire agli italiani che il prossimo governo sarà un governo di patrioti. Quindi secondo me è estremamente importante dire: guardate che votate per noi e sappiate che quando votate per noi non c'è la possibilità che il vostro voto finisca a fare altro, che è quello che io volevo dire con questa manifestazione. Non è un problema tra me, Salvini e Berlusconi, non è che io mi sono sposata con Salvini e Berlusconi, è un problema tra i nostri candidati, tutti, e gli italiani. Salvini dice che era più importante sua figlia, si figuri se ha una madre, si dice che i bambini non sono più importanti, però ieri stava dalla D'Urso, quindi non so se adesso la D'Urso sia la figlia di Salvini, non mi risulta, ma diciamo che ci sono state altre priorità. Berlusconi dice addirittura la manifestazione è dannosa, beh, è dannosa se vuoi fare un inciucio, altrimenti è un altro elemento di chiarezza per gli italiani. Ieri ho preferito mia figlia. E quindi che la Lega non inciucerà mai con nessuno è chiaro ed evidente a tutti, anche perché noi, a differenza di qualcun altro, non abbiamo votato i governi Monti, non abbiamo votato le leggi Fornero. E poi almeno la domenica mattina io, invece che passarla parlando di politica, l'ho passata giocando con mia figlia e sono ben contento della mia scelta.